Nei giorni scorsi io ho depositato una bella querela con 196 nomi, anche se ci saranno dei profili fake, e vedremo che cosa succederà. 196 nomi di utenti social apertamente no-vax, autori di commenti violenti e offensivi nei confronti dell'architetto trevigiano Paolo Giordano, all'indomani della sua scomparsa per un infarto a solo 59 anni. La consigliera comunale del PD di Treviso, Antonella Tocchetto, avvocato, li ha raccolti insieme alla collega Pretti Gorza per sottoporli all'attenzione della magistratura. Giordano, attivista politico schietto e diretto, non aveva di certo nascosto la sua antipatia per le teorie no-vax. Di fronte alla sua morte i commenti sono andati ben oltre il civile confronto e al dolore della moglie e dei figli si è aggiunta un'ondata di cattiveria da parte di chi Giordano neanche lo conosceva. È ora che la magistratura prenda in mano anche questa situazione, perché basta fare queste azioni veramente gravi nei confronti di chi, come i medici, ma come anche gli amministratori, sono stati in prima linea sulla questione della pandemia. Tocchetto invita il sindaco di Treviso Mario Conte, anch'esso finito nel mirino degli estremisti, a fare altrettanto. È stato dimostrato che grazie ai vaccini siamo usciti da un periodo di pandemia. Che ci siano ancora dei facinorosi che fanno queste azioni è di una tale gravità che ha ragione, se lo fa, e glielo consiglio al sindaco, di assolutamente querelare.